A tutti voi buona giornata, bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. In apertura lo sciopero oggi del trasporto pubblico locale, l'adesione a Trieste con tutte le sigle sindacali è stata quasi totale. La protesta nel pomeriggio a Pordenone con presidio davanti al municipio alle 16:30, a Udine numeri più contenuti, ma in questo caso l'astensione riguarda solo USB e UGL. Nelle prossime settimane verrà indetto uno sciopero generale. È un problema a livello regionale, oggi si fermano Trieste e Pordenone, si fermeranno anche a Udine e a Gorizia nelle prossime settimane. Qualcosa non sta più funzionando nel TPL? Beh, sembra proprio sia così. La manifestazione di oggi, la riuscita degli scioperi di oggi è evidente, la gente che ha partecipato compatta, siamo vicini al 100% sulle adesioni sia a Trieste e a Pordenone anche ho notizie simili. Quindi soddisfatti e orgogliosi di rappresentare questi lavoratori che quando c'è stata necessità si sono presentati compatti assieme a noi. In questo senso vi aspettate un'apertura ulteriore da parte del Presidente Federica? Già sono state aggiunte risorse al TPL? Allora, abbiamo avuto un incontro con il Presidente Federica l'altro giorno, un incontro che io ho valutato, noi come delegazione intera abbiamo valutato in modo molto positivo perché abbiamo comunque avuto una risposta. Lui ha detto che si spenderà nei limiti delle sue possibilità, di quello che la sua posizione gli permette. E quindi per noi questo è già tanto, riuscire a muoversi, avere delle risposte per noi è importante. Adesso è chiaro, questo è un segnale che è anche ulteriore, quindi sì, c'è ottimismo, vediamo come andrà a finire. È un'adesione quasi totale a Trieste a questo sciopero ed è la prima volta da tanti anni che si registra questa astensione così alta. Sì, è la prima volta che tutte le sigle sindacali siamo unite per questi problemi che si sono venuti a creare dopo l'ingresso della SCAR FVG, e sembra che questi problemi siano comunque comuni anche alle altre aziende regionali, mancanza di personale e stipendi non allettanti, per cui anche nuovi assunti non rimangono molto tempo in azienda, oppure abbiamo anche casi di colleghi pluriennali che si sono licenziati per trovare lavoro da altre parti. Una donna di 63 anni è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche dopo uno scontro frontale avvenuto questa mattina a Tolmezzo, nel quale sono rimasti feriti anche un bambino di poco più di un anno e il suo papà trentenne. L'incidente si è verificato lungo la strada regionale 352 bis nei pressi dell'ospedale del capoluogo Carnico. La donna, dopo essere stata stabilizzata e intubata, è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'uomo e il bimbo sono stati trasferiti all'ospedale di Tolmezzo. Il genitore ha riportato diverse ferite e fratture in più parti del corpo, il bambino lesioni minori. Sul posto i vigili del fuoco, agenti della polizia locale e della polizia di Stato. Un tratto della strada è rimasto chiuso per un paio d'ore. Una ventina di colonnine della benzina divelte in poche settimane tra Friuli, Veneto ed Emilia. La procura di Pordenone chiude le indagini su una banda di 4 rumeni. Uno di loro morì annegato nell'Isonzo nel tentativo di sfuggire ai carabinieri. Arriva all'atto finale l'inchiesta della Procura di Pordenone su una banda di romeni che, nel giro di un mese e mezzo, con ruspe e pesanti trattori agricoli, ha divelto una ventina di colonnine self-service di distributori di benzina in Friuli, Veneto ed Emilia per rubare l'incasso. I magistrati hanno chiuso le indagini e hanno chiesto al GUP il rinvio a giudizio di 3 persone per rapina e furto pluriaggravati. Tutte e 3 sono già detenute per gli stessi reati, ma relativi a episodi diversi, mentre un quarto componente del gruppo è morto, annegato, nel marzo dello scorso anno, nel fiume Isonzo, mentre tentava di sfuggire all'arresto dei carabinieri che l'avevano scoperto e lo stavano inseguendo. Le rapine risalgono al febbraio-marzo dello scorso anno. La banda arrivava dalla Romania in Italia attraverso la Slovenia. Dopo aver rubato 1 o 2 auto, si impossessavano di una ruspa o di un trattore con il quale sradicavano le colonnine self-service di un distributore. Fatto il colpo, abbandonavano
abbandonavano ruspa e auto rubate e facevano perdere le tracce dandosi alla macchia nei boschi o nelle campagne, dove rimanevano per alcuni giorni prima di rubare ancora un'auto e tornare in Romania. Vaccino bivalente Moderna anti-Omicron disponibile in Friuli Venezia Giulia da lunedì 5 dicembre. Richiamo è raccomandato per tutti i cittadini dai 12 anni in su. Sarà disponibile da lunedì 5 dicembre il vaccino bivalente Moderna adattato contro le varianti Omicron. Potrà essere somministrato, trascorsi i 120 giorni dall'ultima infezione e da precedente richiamo, come terza e quarta dose ai cittadini di età pari o superiore ai 12 anni e come richiamo successivo per le categorie fragili. A renderlo noto è l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. La prima dose di richiamo è raccomandata a tutti i cittadini di almeno 12 anni d'età, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario, mentre la seconda dose di richiamo è raccomandata per le persone d'età superiore ai 60 anni, operatori sanitari, ospiti delle strutture residenziali per anziani, donne in gravidanza e figure fragili. La terza dose di richiamo è infine raccomandata per gli over 80, per gli ospiti delle strutture residenziali per anziani e per le persone con fragilità e patologie preesistenti. Per le persone affette da immunodepressione primitiva o secondaria di età inferiore a 60 anni, che hanno già ricevuto la dose addizionale e il primo booster, permane la necessità di presentare al centro vaccinale documentazione sanitaria attestante la condizione di immunodepressione per poter eseguire la quinta dose. I richiami vaccinali sono prenotabili tramite call center, CUP, web app e farmacie. Intervento del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga sulle scelte da fare in relazione al PNRR. Parlando oggi a Roma, a margine dell'evento annuale sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Fedriga ha sottolineato che non ci sono i soldi per andare a coprire l'aumento dei costi di tutte le opere. Questo, ha aggiunto, comporta una rivisitazione nel merito delle opere scelte. Bisogna capire, è il pensiero di Fedriga, quali sono quelle che si riescono a realizzare entro il 2026 e quali sono quelle maggiormente utili al Paese. Per Fedriga questa è la sfida da fare insieme alla Commissione europea. Il progetto di riqualificazione dell'ex Dormish di Udine, finanziato dalla Danieli di Buttrio, sarà proposto per l'edizione 2023 del nuovo Bauhaus europeo Prize, contest tra idee innovative per ripensare gli spazi cittadini all'insegna della bellezza e della sostenibilità. Il progetto di recupero dell'area ex Dormish, che ripensa e recupera uno spazio nel cuore di Udine, incarna i 3 valori del nuovo Bauhaus europeo: estetica, sostenibilità ed inclusività. Lo ha detto Matteo Mazzolini, direttore di APE, l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, in occasione dell'evento organizzato a Udine per discutere dell'applicazione in chiave locale del movimento creativo ed interdisciplinare lanciato dalla Presidente della Commissione europea van der Leyen per ripensare spazi e città, unendo buon design e sostenibilità. Il nuovo Bauhaus europeo è un'occasione per fornire dei pilastri culturali a quello che è il New Green Deal, questo enorme processo di trasformazione verde dell'Unione Europea. Abbiamo individuato un bel progetto, la riqualificazione dell'area Dormish, che secondo noi incarna quelli che sono i 3 valori professati dal nuovo Bauhaus europeo, quindi l'estetica, la bellezza, la sostenibilità nel suo senso più ampio e l'inclusività. L'intenzione dell'Agenzia è di proporre questo progetto insieme al gruppo Danieli per il Bauhaus Prize del prossimo anno. Il tema di questa serata è interessantissimo perché contiene una serie di principi che il progetto ha sempre adottato fin dall'inizio, cercando di recuperare un'area critica, abbandonata da un trentennio, la cui storia è complessissima e anche molto tormentata. Quindi è un progetto di rigenerazione urbana a tutti gli effetti, anche perché le funzioni che si insediano in questi spazi sono funzioni legate appunto alla crescita e alla formazione, quindi una scuola di alta formazione che però combina la sua esistenza con spazi dedicati al pubblico. È stata presentata questa mattina in Sala Aiace la nuova mostra intitolata Insieme, che il Comitato di San Floriano realizzerà a Casa Cavazzini, Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Udine, a partire dal prossimo 18 febbraio.
Presentata oggi in Sala Iace a Udine quella che viene definita una nuova sfida vinta, vale a dire un altro grande evento che dal 18 febbraio vedrà Casa Cavazzini protagonista e la grande arte protagonista. Questa è una grandissima soddisfazione per l'amministrazione comunale di Udine, presentare oggi qua in Sala Iace la seconda edizione della grande mostra di Casa Cavazzini, l'evento più importante in assoluto per la nostra amministrazione, sia dal punto di vista del richiamo turistico oltre che culturale, proprio per la presenza di tanti importanti artisti, tutti i più grandi artisti di fine 800 e metà 900, ma soprattutto per le positive ricadute economiche che sono già state per la prima edizione. Ricordo che abbiamo sfiorato i 60.000 visitatori e adesso, in un periodo di maggiore serenità dal punto di vista dell'emergenza Covid, noi puntiamo almeno a 80-100.000 persone, ma soprattutto di dare che ci sia un riscontro positivo, come dicevo, per l'attività commerciale, l'attività artigianale, l'attività di servizi della nostra città e per dare una visibilità internazionale alla città di Udine dal Friuli. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, tra pochissimo l'appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Arrivederci.